Ciao Pordenone con la tua bellezza, come la casa dello studente, tuoi tanti parchi, chiese, fiumi, case affrescate restano nel nostro cuore. Buongiorno IRSE Centro Culturale, miglioramento scopo principale, con tuoi incontri e lezioni, escursioni, conferenze con docenti bravi. Buongiorno IRSE e Laura Zuzzi, con gli occhi pieni di simpatia, di Michela, un angelo custode. Lasciateci scoprire, con la mappa in mano, lasciateci scoprire la bella terra friulana, lasciateci viaggiare, perché ne siamo fieri, che siamo curiosi, curiosi veri. Buongiorno mare, buongiorno montagna, con case piccole della campagna, dove si mangia, si beve, ci si diverte, si vive tranquillamente. Buongiorno Italia settentrionale, con Aquileia, Trieste, Cividale, con Gorizia, Spilimbergo, Valvasone, Udine e certo Pordenone. Buongiorno a loro, buongiorno aziende, grazie per queste esperienze, grazie IRSE per aver scelto noi. Lasciateci scoprire, con la mappa in mano, lasciateci scoprire la bella terra friulana, lasciateci viaggiare, perché ne siamo fieri, che siamo curiosi, curiosi veri. È molto difficile mettere in evidenza solo un aspetto, perché durante queste 3 settimane io ho ricevuto tanto dall'organizzazione dell'IRSE. Ho partecipato a vari eventi interessanti, ma quelli che mi hanno toccato di più sono stati 2 concerti. La mia banda suona Totò e il concerto alla memoria organizzato vicino alla diga del Vajont. Si dice, una foto vale più di 1000 parole. In questo caso direi, un concerto vale più di 1000 parole. Tramite questi concerti io non sono rimasta solo una straniera che guarda da di fuori gli italiani, ma sono riuscita a sentirmi parte di voi e a capirvi meglio. La vita è fatta di colori, senza i quali nulla avrebbe forma e senso. Anche l'arte, come i colori, dà forma alle persone, alla comunità, alla città. Pordenone ha i suoi colori in ogni via, in ogni villa, in ogni palazzo, trasmette bellezza e tranquillità. Tutto il Friuli in Venezia Giulia, attraverso l'arte e la storia, emoziona con semplicità e armonia. Quello che ho imparato da questo stage è che ognuno di noi, in un modo o nell'altro, cerca la felicità, non l'imposizione. I diritti umani, come l'uguaglianza e la fratellanza, devono essere intesi come appartenenza alla comunità, ospitalità, diritto alla libertà. Siamo venuti qui con cuore e mente aperti, con grande desiderio di imparare e condividere conoscenze, con il desiderio di creare qualcosa di grande e di bello. Come un fioraio cerca di preparare un mazzo di rose, viole e narcisi, noi cercavamo di prendere un bel fiore da ogni conferenza e da ogni incontro per inserirlo dopo nel mosaico della realtà. Abbiamo cercato di catturare l'idea sfuggente, come i bambini cercano di catturare un raggio di sole. Siamo capitati in un giardino meraviglioso dove professori generosi ci hanno regalato i frutti della loro conoscenza. Ora mi sento forte e felice come un pellegrino che sta per mettersi in cammino.
Le esperienze di lavoro hanno offerto una possibilità concreta a tutti i curiosi di avere un'esperienza lavorativa che potesse aiutare a conoscere meglio il lavoro delle aziende pordenonesi per acquisire nuove competenze. La mia esperienza l'ho fatta alla cooperativa sociale Il Seme, dove lavorano anche persone diversamente abili. Proprio per questo penso che sia un'attività bellissima che fa socializzare in modo creativo in un'atmosfera familiare e naturale. Le persone con cui ho lavorato mi hanno sempre sostenuto, rispettato ed aiutato e mi hanno lasciato entrare nel loro nucleo familiare. Per me le persone sono diventate il valore principale di questo stage. Persone straordinarie e meravigliose. Tutti sono stati sempre pronti ad aiutarci, hanno creduto in noi, hanno condiviso con noi queste 3 settimane brevi ma nello stesso tempo lunghe. Ci hanno ispirato, sono state sempre con noi, ci hanno aperto i loro cuori e rimarranno nel mio cuore per sempre.